Siamo qui a Ferrara con Giulia Zennaro, regista Chioggiotto, autrice, che fra pochi minuti presenterà nella sala Estense e poi allo Spazio Grisù il suo lavoro Felici e Fortunati. Si tratta di un cortometraggio, mediometraggio di circa un quarto d'ora dedicato alla lotta del comitato No GPL contro l'impianto che è in costruzione, possiamo dire in ultimazione, in Val d'Ario. Intanto complimenti Giulia per un traguardo così importante, ci spieghi un po' come è nata l'idea di fare un corto proprio sul deposito GPL e come sei arrivata qui a Internazionale. Allora, grazie Enrico intanto, e sono qui a Internazionale perché questo progetto che parla appunto, come hai detto tu, della lotta che questo comitato, il comitato No GPL di Chioggia, sta portando avanti da circa un paio d'anni contro la costruzione di un grande deposito di GPL nei pressi della città di Chioggia. Diciamo che questo corto, attraverso lo sguardo di una delle donne presenti nella battaglia, riesce ad entrare un po' in contatto con la realtà quotidiana dei cittadini chioggiotti e a svelarle un po' quelle che sono le sue bellezze più nascoste, insomma. Il tono del film è un po' nostalgico, un po' comico e soprattutto di affetto e anche di riconoscenza per questi cittadini che nonostante tutto resistono e continuano la loro battaglia contro la costruzione di questo deposito. Come è nato il progetto? Ho partecipato a questo bando che si chiama Artist at Work. Artist at Work è un progetto europeo che è sostenuto finanziato dall'Europa e oltre dall'Europa anche da Libera, Associazione Nomi e Numeri contro le mafie, e Cinemobile. Cinemobile è una realtà bolognese dedicata al cinema itinerante soprattutto in Africa. Ecco, ho presentato questo progetto insieme ad altri ragazzi e il progetto è piaciuto ed è passato la prima selezione. Insieme ai due registi che sono Bruno Olivero e il francese Renaud Personna ci hanno aiutato a realizzare questo corto e nell'arco di 6 mesi abbiamo realizzato l'idea, l'abbiamo portata avanti e poi siamo passati alla fase delle riprese e infine del montaggio. Quali possibili sviluppi futuri? Spero, oltre al Festival internazionale, di riuscire a mandarlo a altri festival sia italiani che esteri, visto che comunque è già sottotitolato in inglese, per cui spero che il progetto abbia un seguito in futuro. Volevo citare anche le musiche dei Truma. Sono contenta che abbiano accettato di fare un po' la colonna sonora di questo progetto perché innanzitutto mi piacciono le loro canzoni e penso che rispondano un po' al tono del film e soprattutto sono convinta che sostenere la musica e le realtà artistiche del territorio sia un passo importante, quindi mi sembrava una bella idea legare alle immagini di Chioggiotto anche una musica Chioggiotto del territorio. A proposito di territorio, molte persone si riconosceranno nel documentario, essendo ritratti in prima persona, insomma penso al mercato, alla processione dei Santi Patroni e non svelo altro. Ci sarà la possibilità di vederlo anche a Chioggia? Sicuramente, parlerò magari con l'amministrazione comunale, se verrà fatta, speriamo che venga fatta anche una proiezione in territorio Chioggiotto e non ho ancora avuto risposte, però sicuramente spero che possa essere visto anche dai cittadini chiogiotti e dai diretti protagonisti di questo corto. Intanto qui a Ferrara oggi andrà in rotazione proprio allo Spazio Grisù, che è anche vicino alla stazione per chi va e fosse in zona. Si chiamerà, insomma, il sottotitolo in inglese Happy and Lucky, felici e fortunati come i nostri Santi Patroni. Il titolo mi fa piacere che tu hai trovato il titolo perché sono molto contenta, penso che sia un titolo molto mirato e risponda appunto al tono un po' comico, un po' nostalgico del film e anche al carattere tenace e insomma dei cittadini chioggioti che non mollano mai. In bocca al lupo Giulia per il film, per questo festival così importante con presenze tanto qualificate a livello mondiale e anche ovviamente per il suo progetto. Speriamo che in futuro possa essere visto da più persone possibile, anche per far conoscere un po' questa causa e la situazione del territorio chioggiotto e del deposito GPL. Perfetto, grazie. A presto. Ciao a tutti.